Scatman's World. Ciao a tutti dal Comandone Veneziano, MotoGP, Gran Premio di Francia, Le Mans. Ragazzi, qualificazione orrenda, 19° posto, male, ma in gara possiamo recuperare. Vai la rimonta francese, vai. Prime 3 curve molto pericolose con la bagarre della partenza, Devo tentare un approccio esterno per poi buttarmi all'interno. Questo è l'obiettivo. Allora, qua esternazzo puro. Ecco, già cagata, bene, molto bene. E qua invece interno puro. Buono, dai, non male, già 11esimi. Che cazzo fai? Ma che cazzo fa l'impennata, sto coglione? Cazzo, hai la moto di merda. Mi fa l'impennata. La moto delle patatine proprio, dopo la Chicco, Barbie, la moto delle patatine. Dai che siamo nonni, possiamo arrivare a podio secondo me, però dobbiamo guidare perfettamente. Oh, ma vai incurato a mare, ma che roba! Caruto Dovizioso, ti sta bene. Curva presa malissimo. Avevamo ancora una moto di merda, non c'è niente da fare, non riesco a stare su una moto. Vale, da sempre una sofferenza. Mi ho tagliato anche la curva, che cesso di gara, dai! Dai, cazzo, madonna del signor, cosa devo fare? 3 moto di merda, madonna. Madonna, cosa ho rischiato. Siamo sesti, dai che possiamo ancora recuperare qualche posizione. Gara veramente bruttissima, molto imprecisa per il Comenda, ma chi se ne fotte. L'importante è fare punti. Gara tiratissima. Ho troppa fretta poi, ecco, questa è proprio una cosa che mi devo assolutamente togliere per MotoGP 13, perché so tutta sta fretta. Riesco ad andare fuori a ogni gara, Bella sta curva, l'ho presa bene. Bravo Comendone. Proprio una curva perfetta, vaffanculo, va. Non stiamo guidando bene alle Mans, proprio per niente. Troppi errori. Sveglia Comendone, sveglia che... Vorrei fare un mondiale un po' più bello rispetto alla Honda, la Yamaha indonesiana. Grazie. Bravo, questa è una bella mossa. Adesso posso recuperare molte posizioni. Nella prima curva devo fare un esterno perfetto. L'esterno della vita, fioi. Ce la prendo completamente all'interno, però la prendo bene. Bella, queste le ho prese bene, cazzo. Dai che siamo a podio. Rossi primo comunque, Dai che siamo secondi. Gran calma, ho fatto l'impresona alla prima curva. Dai che ce vale. Dai Vale, hai già vinto 200 mondiali, per cortesia, non rompere il cazzo. 6 decimi di svantaggio su Vale. Intanto teniamo la seconda posizione, poi vediamo. Dai Comendone, dai, vola. Volare, trombare, nel blu, dipinto di blu. Il Comendone vuole vincerla là. Ultime curve ragazzi, ultime curve, mamma mia. Adesso il duello è bellissimo. Ma cosa c'è, un terremoto alle mani? Cioè, ma che cazzo di curva è?
Niente da fare. Seconda posizione forse, comunque il marchetto c'è, secondo posto pesantissimo per il comandone veneziano e si gode. Rossi primo, ha vinto Vale, in classifica siamo quinti, addirittura quinti siamo, che domaroni, oh. Però siamo molto molto vicini, siamo tutti là ragazzi, bene bene bene. Cominciamo poi l'accelerazione. Prossima gara dobbiamo vincere, Mugello può essere la gara del Comendone, se non ci c'è la pioggia. Ragazzi, si gode, pole position nel Gran Premio di casa, grande Comendone, il Comendone vola, dobbiamo vincere assolutamente il Mugello, vai raga, andiamo. Vai raga, gara importantissima di casa, al Mugellus, vai 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 vai. Partenza un po' del cazzus, ma sappiamo che in accelerazione sono più forti ste moto qua. Da puntare su una gara perfetta come il giro di qualifica. Una partenza un po' di merda, Dio santo. Dai cazzo, ho preso la pole, voglio vincere. Dai. Caduta per Dovizioso intanto. Il Mugello tifa più per il Comendone che per Rossi, perché il Comendone è un giovanissimo pilota pronto a dominare la classe regina per 1000 anni. Bravo, dai dai Valentino, non per i coglioni. Vai. Mamma mia, Rossi del cazzo. Adesso voglio la fuga comendiana ragazzi. Mamma mia, Rossi è là, il grande Vale è là. Ocio, bravo. Che rischio, che rischius. Bisogna vedere nel rettilineo, perché soltanto so poco vantaggio, mi superano sicuro, è lungo il rettilineo purtroppo al Mugello. Dai dai, spingi 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 spingi. Ok, se ho quel vantaggio ce la faccio, boh. Devo guadagnare comunque. Vai Comendone, vai che siamo in casa, ho già vinto in 125, purtroppo in 250 ho perso una moto di merda e la pioggia. Qua voglio vincere e portare a casa 25 punti pesantissimi. Sarebbe la seconda vittoria in MotoGP alla sesta gara, speriamo cazzo. Dai, dai Comendone, tutta Italia ti fa per te. Sono un po' teso perché questa è una vittoria veramente importante, E dopo il Sachsenring il terrore è troppo. Bravo Comendone, continua così, la vittoria è nostra. Dai Marchetto, dai. Bravo, bravo. Mamma mia che giro che ho fatto ragazzi, questo è un giro veramente d'antologia. Ok, mai che siamo al final lap. No! Mamma mia. Purtroppo avevamo un vantaggio veramente minimo, Eccolo là, bravo Rossi, vaffanculo, stronzone. Teniamo duro perché meritiamo di brutto noi la vittoria, non mi interessa niente. Meritiamo di vincere e vinceremo, cazzo. Bravo, bravo Marchetto, dai.
Mamma mia che sofferenza infinita. Ai mamma mia. Dai, come da pittura queste ultime curve. Bravo, bravo, dai che manca poco, tenimo duro, dai, dai. C'è il boato sugli spalti. Tutti tifano per il venezianone, per il gondolaro. Vai gondolaro. Bravo, bravo. Buona anche questa. No! No. Ho perso dei decimi preziosi forse per il rettilineo. No il beffone, vi prego. No il beffone perché stramerito. Vai Marco. Vai Comendone. Vai Comendone. Portacela a casa Comenda. Winner! Winner in casa! E il Comenda c'è! Il Comenda c'è! Il Comenda c'è! Grande. Vediamo la classifica. Il Comendone è terzo a 15 punti da Stoner. Mamma che mondiale. Siamo in 5 piloti a 19 punti. Cioè no, è una cosa strepitosa. Vai Comendone. Adesso accelerazione. Ok, MotoGP ho scaricato anche questa. Ok. Adesso dove andiamo? Catalogna. Ragazzi, secondo posto per pochissimo. Lorenzone mi ha inculato la pole. Vabbè, però siamo forti anche in Catalogna, cazzo. Possiamo vincere anche qua. Vai raga, andiamo a spaccare. Vai raga. Gran premio di casa per Jorge Lorenzo. Spacchiamo il culo a Lorenzo adesso. Preparati Lorenzone che vinciamo anche qua. Prima curva. Mamma mia che rischios. Occhio. Madonna Comendone, perché ste cagate. Vai. Abbiamo perso un po' di posizioni, 3, ma va bene lo stesso. Adesso recuperiamo. Tanto duello tra Rossi e Lorenzo, ragazzi. Ma veramente forti. Dai Comendone, dai cazzo, dai! Dai che se vinciamo anche questa, porca miseria, andiamo alla grande. Possiamo fare l'impresa di vincere il mondiale con sta moto, con la moto delle patatine. Che curva, madonna il Comendone c'è, il Comendone in forma, Devo fare tante gare oggi perché sono in forma e quando il Comendone è in forma può fare qualsiasi cosa. Dai, 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 dai. No, Lorenzone maledetto. Madonna, no. Cioè, non missili, cazzo. Sta sulle palle Lorenzo. Dai. Vogliamo capire se c'è margine in questa curva. Devo proprio rischiarla. Se sono dietro devo rischiarla tanto. Vabbè. Vedi, adesso vediamo, dai. Guarda che veloci che sono ste due moto. Porca sono le più veloci, non c'è niente da fare. Però il Comendone sta pitturando. Curve da fenomeno. Dai cacchius, dai. Ciao amore. Adesso ce ne dobbiamo andare, cazzo. Tentiamo la solitaria. Occhio. Bravo Comendone. Dai che se gestiamo la gara è fatta, dai. Mamma mia, se arriva la terza vittoria veramente pipponi datori. Dai. Sono molto molto in forma, cazzo. Se no chiamiamo sfiga come al Sachsenring, che proprio ce l'ho qua, Non vedo l'ora di affrontare il Sachsenring, infatti, che voglio vincere.
socio. No, ste stronzate. Torna in pista, cretinotto. Ah, come sbagliare una curva manuale 2. Ah, Dio santo. Vediamo qua che vantaggio devo avere per stare tranquillo. Ecco, così non ce la faccio, ok. Boh, così mi posso regolare, devo avere un vantaggio maggiore. Ma perché devo rischiare così? Ma perché devo fare ste stronzate? Eccola là. Come perdere una gara a volume 5. E vai. Altro che vantaggio, niente. La vittoria non arriva. Madonna, quanti rischi. Rossi, va in culo da tua madre, capito, brutto figlio di merda. Ancora, basta. Ma basta, spero che sei caduto, cazzo. Devi cadere. Devo fare bene ste curve per avere un gap. Come dice Antonio Conte, il gap, vaffanculo. Dai. Poche curve separano il Comendone da un bis storico. Ma stiamo buoni. Queste sono importanti. Calma. Relax, take it easy. 8. Final curve, in vero inglese. Final curve, la 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 la. E adesso preghiamo. Oh, e il Comendone c'è! 2 vittorie consecutive, si alza in piedi. Grande, mamma mia, che impresona. Che impresona, non ci voglio credere. E siamo primi in classifica generale. Siamo secondi a 3 punti da Stoner. Cioè ragazzi, io non ho parole. Adesso facciamo questa ancora. E ancora dopo accelerazione. Adesso dove siamo? Assen? Cazzo siamo? No. Ok, Donington e poi Assen. Altra pole position, ragazzi. Il Comendone inarrestabile. Vai, andiamo in gara per vincere. Vai, ragazzi, possiamo tentare il triplete, fioi. Vincere 3 gare consecutive. Vai, Comendone. Siamo in un momento magico. Magic moment. Oh, eccola. Stiamo buoni, stiamo calmi. Ottima partenza. Sappiamo che purtroppo la mia moto non è velocissima, quindi va bene così. Maledetto Stoner, che è lui primo in classifica, sto recchionazzo obeso. Allora. Dai. Qua l'ho tagliata un pochino, ma non me ne fotte un cazzo. E Lorenzo è caduto. Che bello, quando Lorenzo cade sono un po' più contento. Questa curva mi sta sulle palle. Caduta anche per Tuesland. Madonna, Stoner però vola, Madonna, Rossi vaffanculo. Sarà duro il triplete, Vedo che Stoner in questa gara ha un'altra marcia, Ha una marcia in più. Dai, Comendone, che noi siamo i comendiani, cazzo. E i comendiani possono tutto. Derapone scioccante del Comendone. Mamma mia, qua ho rischiato la cagata.
Qualcuno mi scrive su Steam, purtroppo non vedo, sullo gioco non si vede un cazzo. Comunque ti saluto. Ocio, mamma mia, che cagatissima, che cagatissima. Quindi purtroppo in questa gara per tagliare non serve a niente. Anzi sto gioco perché tanto ti ferma l'erba, quindi Rossi basta, però hai rotto veramente la minchia, Ma guardalo, ma guardalo! Ma guarda questo, madonna che nervi. Vabbè, minimo secondo voglio arrivare, non esiste, cioè. Anche perché non mi deve scappare via Stoner. Bravo. Dai che ci becchiamo anche Casey. Dai, adesso l'ultimo giro è il giro del Comendone. Dai che voglio il triplete. Vai Comendone, inventa il capolavoro comendiano. Dai, voglio una perla. Una perla stile Leonardo da Vinci, la Gioconda delle MotoGP, fioi. Mamma mia, madonna. Sono andato un po' lungo, ma stavolta graziate che questa è la curva negativa. Calma, voglio il triplettone obeso. Vai, vai, vai. Stai zitto, Comendone. No, Stoner è stato più bravo e mi ha infilato proprio alla fine. Vaffanculo Stoner. Secondo posto amaro, l'ultima curva, vaffanbro. Ma che cazzo esulti? Madonna. Che l'ultima curva, porca miseria. Vabbè, consolidiamo il secondo posto, 8 punti. 8 punti. È bella, è proprio bella, cazzo, sto mondiale. Dai, avevamo un po' di punti di vantaggio su Rossi. Boh, andiamo a fare... Ok, bene, altre moto. Ah, per la 250 non ne fotte niente. Boh, andiamo a Dassè. Ragazzi, sulla pioggia disastro assoluto, ultimo posto, proprio da piovere proprio adesso, cazzo. Speriamo bene per la gara, fioi, non possiamo perdere punti. Vai ragazzi, diluvio olandese, andiamo. Dobbiamo andare pianino pianino se vogliamo fare qualche punto, altrimenti mi ritiro perché con la pioggia, ragazzi, non sono capace a fare niente, cioè. Pianin, pianin. Ora metterei la firma che per un 10° posto, pensa a te. Anche perché Stoner vincerà sicuro. Vaffanculo però. Guarda che roba, cioè ma mi devono buttare fuori. No, sono già i coglioni però. Bella, una curva eccezionale. Niente, con la pioggia non mi leffo assolutamente niente. Sono molto preoccupato però perché se piove sempre cosa faccio? Arrivo ultimo. Mamma mia che derapone. Salvato in corner. Maledetta pioggia. Poi su una gara che è difficile oltretutto. Mamma mia, non riesco neanche a commentare, ragazzi. Ecco, per andare fuori un secondo mi fermo, vabbè. Se è normale, non lo so. Per un attimo, dai, che domaroni, oh. Dai, meno 10°, cazzo. Ho bisogno di punti.
Ma vaffanculo, vabbè, no, non mi interessa, cioè, prendo di responsabilità, mi ritiro, con la pioggia non ce la faccio bene, Stone almeno non arriva prima, no, è troppo una rottura di coglioni, cioè, questo circuito è impossibile. Ritiro per il Comendone, cioè, tanto sono arrivato 19esimo, ragazzi, come in Cina. Vabbè, siamo terzi in classifica generale, 139, sono 28 punti, dai, adesso se non piove le prossime gare dominiamo, e vaffanculo. Ecco, la prossima com'è, vediamo il tempo. Nuvoloso, boh, siamo a Saxerin, vinciamo sicuro. Poi Laguna Seca, tracciato nuovo che c'è in MotoGP. Raga, un saluto dal commendatore veneziano, stiamo andando alla grande, mi dispiace per Assen, ma era come la Cina, cioè con la pioggia proprio non ce la fa. Raga, un saluto dal commendatore. Ciao!